La via del mare è appetibile per imprenditori e commercianti. Proprio sulla strada per Jesolo sorgerà il primo agrivillage della provincia di Venezia, una cittadella con botteghe alimentari, campo da golf e spazi per bambini, un colosso da 700 nuovi posti di lavoro. Il sindaco Michele Basso si adopererà perché i cittadini di Meolo abbiano la priorità nelle assunzioni. Villa Farsetti nei percorsi ufficiali dell'Expo 2015. Nonostante lo scarso entusiasmo del sindaco di Venezia Giorgio Orsoni, che aveva amareggiato il primo cittadino salese Nicola Fragomeni, alla fine anche Santa Maria di Sala farà parte della passeggiata più bella d'Europa che dalla laguna porterà nel Miranese. Altre attrazioni sono il Graticolato Romano e il Castello di Stigliano. La sfida degli alpini, chi la spunterà fra Treviso e Vittorio Veneto. La competizione fra le due città è appena iniziata. In palio l'attesa adunata del 2017, quella del centenario della Grande Guerra. Treviso è più papabile in quanto più attrezzata, ma è a Vittorio Veneto che la Prima Guerra Mondiale si è conclusa. Si deciderà a Milano al Consiglio Nazionale degli Alpini. A lezione di sentimenti, per prevenire la violenza nel rapporto tra i sessi, l'ULSS 9 di Treviso ha organizzato un corso sull'affettività rivolto agli studenti delle superiori. I primi a beneficiarne saranno gli alunni del liceo Berto di Mogliano Veneto, molto variegato il gruppo dei relatori, medici e psicologi, ma anche una coreografa, Laura Boato, per gli esercizi di corporeità. I cinesi non scherzano. Ad Abano Terme un gruppo di camerunensi ha truffato dei commercianti cinesi col trucco delle fotocopie di banconote. Puntuale è arrivata la vendetta dei cinesi che hanno segregato uno degli africani per 10 ore minacciandolo di morte con una mannaia. I carabinieri hanno arrestato 3 cittadini cinesi per sequestro di persona. Un imprenditore albanese dona 4 telecamere di sorveglianza a Campo San Piero. Lui si chiama Krista Xota, meglio noto come Christian, è titolare di una ditta che opera nel settore ferroviario e vive a Campo San Piero da molti anni, perciò ha deciso di restituire qualcosa alla città che lo ha accolto. Le telecamere saranno posizionate in zona biblioteca e stazione.